Buonasera dalla Tenso Struttura di Matera. Siamo qui per l'incontro di Serie A2 tra Roller Matera e Hockey Prato. Partita iniziata, pallina per la Roller Matera con Santeram per Piozzini, ancora Santeramo per Torres, scambiano i due, Piozzini, ancora Santeramo dalla distanza. La recupera Prato che prova a ripartire e ad impostare con il numero 3 Capuano. Giro palla del Hockey Prato. Ancora il numero 3 Capuano per Barbani e la passa a Baldesi. Dietro porta, ma la recupera la Roller Matera con Piozzini, subito per Monticelli, ancora Santeramo per Piozzini, Torres per Piozzini, giro palla della Roller disposta a quadrato, adesso a rombo, Santeramo per Monticelli, ancora Santeramo, Monticelli ci prova, ma la recupera l'Hockey Prato. Sempre con il numero 5 Baldesi, poi il numero 3 Capuano, ma la recupera Laurel Matera e prova a velocizzare con Piozzini dalla distanza e attende il portiere Vespi, ancora Piozzini per Torres, per Santeramo. Giro palla Roller Matera, ancora Santeramo per Torres che conclude, ci prova anche Monticelli ma Vespi è attento, Hockey Prato dalla distanza, lo stesso Elauzi attento, riparte la Roller Matera, in aria Santeramo che conclude fuori. Fischio dell'arbitro, pallina per l'Hockey Prato e subito riparte, ma la recupera Torres per la Roller Matera che la cede a Santeramo subito per Piozzini, scambiano i due, Piozzini per Santeramo, poi per Torres che viene chiuso, riparte l'Hockey Prato ma Santeramo è attento, la recupera la Roller Matera con Piozzini, subito per Torres, ancora Santeramo per Piozzini, scambiano i due, dalla distanza Santeramo, Vespi attento, la recupera Piozzini, dietro porta, per Torres subito per Santeramo, ancora Torres per Santeramo, che scambia con Monticelli, ancora Torres per Santeramo, la gira per Piozzini che conclude ma la recupera Monticelli, ancora Piozzini per Santeramo, per Torres che non trova Piozzini sul secondo palo, Vespi attento, riparte l'Hockey Prato con Capuano, possesso Hockey Prato con Benelli, pallina che giunge a Baldesi, possesso Hockey Prato ma la recupera Piozzini, che riparte da Santeramo subito per Monticelli, pallina per Santeramo che di rovescio conclude sotto il set, vantaggio Roller Matera con Santeramo,
risultato di Roller Matera 1 Ok Prato 0. Partita che è ripresa. Pallina per Prato che prova subito a recuperare il gol di svantaggio. Benelli per Capuano, riparte la Roller Matera. Pallina per Monticelli che si presenta di fronte a Vespi e lo punisce sotto il set dove aveva segnato Santeramo. Risultato di Roller Matera 2 Ok Prato 0 dopo i primi 6 minuti di gioco. Pallina per l'Ok Prato, ma la recupera la Roller Matera che riparte con Santeramo subito per Monticelli, autore del secondo gol, che ci prova ancora dalla distanza. Deviazione di Piozzini, palla alta, fischio dell'arbitro, pallina per l'Ok Prato. Capuano per Baldesi che scambia con Barbani, ancora Baldesi per Capuano, ci prova l'Ok Prato con Benelli, giro palla Ok Prato, ma la recupera Piozzini, subito per Torres che non trova la porta, ancora Santeramo, fischio dell'arbitro, c'è un giocatore dell'Ok Prato a terra. Prende il gioco con la Roller Matera, linea per Piozzini, per Santeramo, ci prova dalla distanza ma Vespi attento, la recupera la Roller Matera, pallina per Torres che scambia con Santeramo, per Piozzini, ancora Santeramo, conclude Piozzini ma Vespi attento, prova subito a recuperarla ma riparte l'Ok Prato con Poli che la cede a Mugnai per Barbani, fischio dell'arbitro, fallo della Roller Matera, primo fallo, la recupera Torres per la Roller Matera, ci prova Santeramo dalla distanza ma riparte l'Ok Prato con Mugnai che scambia con Barbani che conclude fuori, ancora Roller Matera, Santeramo per Monticelli,
Santeramo per Torres, ancora per Monticelli, giro palla Roller Matera, palla per Monticelli, ancora per Santeramo, dialogano i due, Monticelli per Piozzini, Santeramo che conclude ma Vespi attento, pallina per Monticelli e la cede a Piozzini, ancora per Santeramo, per Torres, palla nell'angolo per Monticelli, dietro porta per Piozzini, pallina per Torres che scambia con Santeramo, la recupera Piozzini, subito per Santeramo, incrocio di Piozzini che riceve palla, scambia con Monticelli che riparte da Santeramo, tiro che finisce fuori, fischio dell'arbitro, pallina per Luque Prato, Mugnai per Capuano che trova in profondità Barbani, ancora Capuano, salta un avversario, secondo lo ferma, riparte Torres che non trova Monticelli appostato sul secondo palo, riparte Prato, pallina per Capuano, subito per Mugnai, ancora Capuano, ma la recupera Santeramo che però viene chiuso dallo stesso Mugnai, riparte Luque Prato, ancora pallina per Prato, sempre con Mugnai, prova a saltare un avversario, riparte la Roller Matera, ma la recupera Prato con Capuano, subito per Barbani che si ferma dietro porta, la cede ancora a Capuano per Barbani, ma la recupera la Roller Matera, riparte da Piozzini, subito per Torres, per Santeramo, ancora Monticelli per Piozzini dietro porta, scambiano i due, Piozzini, palla deviata fuori, la recupera Luque Prato con Barbani, subito per Capuano che conclude fuori, parte la Roller Matera, pallina per Piozzini, dietro porta per Monticelli, per Santeramo che scambia con Torres, ancora Torres per Santeramo, scambiano i due, si accentra Santeramo che conclude fuori, pallina che termina fuori del rettangolo di gioco, time out chiesto dalla panchina della Roller Matera.
riprende il gioco con l'Hockey Prato, ma la Roller Matera subito la recupera e riparte con Torres, la recupera Santeramo, ancora per Torres, per Ferrara, appena entrato, posto di Monticelli, ancora Torres per Santeramo, per il nuovo entrato Ferrara che si fa trovare subito pronto. Risultato di Roller Matera 3, Hockey Prato 0. Ancora Roller Matera, pallina per Torres che scambia con Pionzini, per Ferrara, giro palla veloce, Piozzini sempre per Torres, riparte Hockey Prato, lotta numero 8 Mugnai, ma la conserva Santeramo che conclude, la recupera Torres che mette a segno il quarto gol per la Roller Matera, risultato di Roller Matera 4, Hockey Prato 0, time out chiesto dalla panchina dell'Hockey Prato. Riprende il gioco con l'Hockey Prato, ma la recupera la Roller Matera, possesso Roller Matera con Torres per Santeramo lungo la banda, ancora Torres per Piozzini, sull'altra banda per Ferrara, Roller Matera disposta a quadrato, Hockey Prato si difende a quadrato che poi diventa un rombo, ancora Ferrara per Torres, per Santeramo che conclude fuori, la recupera ancora Ferrara, pallina recuperata dall'Hockey Prato, la recupera subito Piozzini, fischio dell'arbitro, pallina per l'Hockey Prato, per Mugnai che la difende dall'attacco di Ferrara,
alla recupera Piozzini che conclude fuori, ancora Mugnai per Poli, ancora Poli, tiro fuori di Capuano che prova a recuperarla ma commette fallo. Pallina per la Roller Matera con Ferrara, che sbaglia il passaggio per Santeramo, infrazione dei 5 secondi. Pallina per Luque Prato con Poli, subito per Capuano, conclude Mugnai ma Elauzi è attento, la recupera la Roller Matera che riparte con Piozzini, la recupera Luque Prato con Mugnai, ancora Mugnai, la lotta Piozzini con lo stesso Mugnai, fallo di Piozzini, terzo fallo per la Roller Matera, pallina per Luque Prato, già ripartita, ancora fallo di Piozzini, conseguente cartellino blu, tiro diretto per Luque Prato. Sulla pallina andrà Capuano, Capuano contro Elauzi, parte Capuano che conclude fuori, la recupera la Roller Matera, Ferrara la perde subito, ci prova anche Luque Prato con Poli, ma nel frattempo è ripartita la Roller Matera, l'ha recuperata Capuano, Lorenzo, Elauzi attento, ancora Roller Matera con Santeramo, Vespi anche lui attento, riparte Luque Prato con Poli per Mugnai, la recupera la Roller Matera, si presenta davanti a Vespi Ferrara, ma Vespi lo chiude. Power play in favore di Prato, ma Elauzi attento, chiude anche su Capuano Lorenzo, riparte la Roller Matera con Santeramo,
la recupera l'Hockey Prato con Capuano Alberto, subito per Mugnai, finta il tiro, riparte sempre da Alberto, scambiano i due, dopo l'incrocio di Alberto che scambia con Poli, entra in aria e realizza il primo gol per l'Hockey Prato. Risultato di Roller Matera 4, Hockey Prato 1 per gli ultimi 6 minuti del primo tempo. Time out chiesto dall'Hockey Prato. Riprende il gioco con la Roller Matera, Ferrara per Monticelli, subito per Torres, scambiano i due, ancora Ferrara, ricomincia sempre da Monticelli, subito per Torres, prova il tiro, fuori dallo specchio, lotta Ferrara, fischio dell'arbitro, pallina per l'Hockey Prato, quarto fallo della Roller Matera. Nel frattempo è entrato Rondinone che subito la recupera, ma Elauzi attento sulla palla vagante, riparte la Roller Matera, ancora Monticelli per Ferrara che prova a segnare nello stesso modo del terzo gol, ma questa volta Vespi attento, ancora l'Hockey Prato dalla distanza, Capuano Lorenzo e attento Elauzi, ancora Capuano Lorenzo per Mugnai, subito per Poli, ancora Capuano Lorenzo che prova il tiro ma non trova la porta, riparte la Roller Matera con Monticelli per Torres, ancora Monticelli per Ferrara, Vespi attento, riparte l'Hockey Prato, in area Poli conclude fuori, riparte Matera con Ferrara, frattempo rientra Piozzini per Torres, lui in possesso di pallina, scambia con Monticelli, ancora Monticelli per Piozzini che colpisce il primo palo, ancora Piozzini, finta il tiro, ricomincia da Monticelli, ci prova lui dalla distanza, chiude Mugnai, riparte l'Hockey Prato ma la recupera Monticelli, subito per Ferrara, chiude ancora Mugnai, riparte Prato ma la recupera Monticelli per Rondinone che conclude fuori, ancora Rondinone sempre fuori, pallina per l'Hockey Prato con Capuano Alberto, la recupera Piozzini,
ancora Piozzini, pallina per Luque Prato e Lauzi attento, riprende il gioco con Luque Prato, possesso Luque Prato con Capuano Alberto che viene fermato da Monticelli, per Piozzini, poi per Ferrara, ancora Monticelli per Ferrara, prova il tiro, ancora pallina per la Roller Matera, riparte la Roller Matera, pallina per Piozzini, per Ferrara lungo la banda, dietro porta, pallina che giunge a Ferrara, ma Vespi attento, ci prova Benelli ma la palla termina fuori, riparte la Roller Matera, Ferrara per Monticelli, ci prova dalla distanza sempre Ferrara, pallina che termina fuori, riparte Luque Prato,
ancora l'Oche Prato, la recupera Piozzini per Monticelli, ancora Piozzini che conclude fuori. Termina il primo tempo con il risultato di Roller Matera 4, Oche Prato 1.
riprende il gioco con la Roller Matera, ci prova subito Santeramo, la recupera l'Hockey Prato con Barbani, la recupera anche la Roller Matera, subito Monticelli prova il tiro, viene chiuso da Benelli, ancora la Roller Matera, ci prova Piozzini, tiro fuori, fischio dell'arbitro, pallina per l'Hockey Prato. Pallina sull'arbitro, ancora l'Hockey Prato, con Capuano, conclude l'Hockey Prato ma riparte la Roller Matera con Monticelli fermato da Barbani, ci prova l'Hockey Prato con Barbani per Capuano Lorenzo, per Alberto, ancora Barbani, dalla distanza prova a ripartire la Roller Matera ma la recupera l'autore del tiro Capuano Lorenzo, lotta Piozzini che la cede a Torres, subito per Piozzini, sempre per Torres che è incrociato nel frattempo, dietro porta per Monticelli, per Santeramo, ancora Piozzini, chiude Vespi, ci prova Piozzini per Santeramo, poi per Torres, sempre attendo Vespi, la recupera Barbani, riparte la Roller Matera, pallina di Santeramo e Torres che conclude al volo sotto la traversa e realizza il quinto gol per la Roller Matera. Ripreso il gioco con il risultato di Roller Matera 5, Hockey Prato 1. Ci prova Santeramo ma la recupera l'Hockey Prato, la recupera anche Piozzini per Torres in area, viene chiuso, fermato, ma la recupera, subisce fallo dal numero 3 Capuano Lorenzo. Rimane a terra Torres. Time out chiesto dalla panchina dell'Hockey Prato.
riprende il gioco, la Roller Matera, Torres ci prova, non trova la porta, la recupera Piozzini, subito per Monticelli, ancora per Torres, e attendo Vespi, riparte l'Ok Prato, con Poli, subito per Benelli, ancora Poli per Barbani, sfrutta il blocco di due compagni ma viene fermato da Torres, subito per Piozzini, ancora Torres, Santeramo per Monticelli, ancora Santeramo per Torres che conclude fuori, palla alta, pallina per l'Ok Prato, pallina per Barbani, ancora Barbani per Capuano Lorenzo, ma la recupera Piozzini per Monticelli, per Santeramo, ancora Monticelli per Torres, pallina recuperata da Monticelli, subito per Torres, per Santeramo, ancora Torres, tiro fuori, tiro di Santeramo, Vespi attento, pallina che finisce fuori dal rettangolo di gioco, tiro fuori di Santeramo, riparte l'Ok Prato con Poli, per Benelli, ancora Poli, sempre per Benelli chiuso, riparte Torres per Piozzini che conclude fuori, Barbani, pallina per la Roller Matera con Piozzini per Torres, ancora Piozzini, per Santeramo che conclude sulla respinta Monticelli, la recupera la Roller con Santeramo che conclude fuori, ancora Monticelli per Piozzini, sbaglia il passaggio, la recupera, subisce fallo da Benelli con conseguente cartellino blu.
Tiro diretto, Torres contro Vespi. Parte Torres, Vespi lo ferma, la recupera Luque Prato, che riparte con Poli, che subisce fallo da parte di Piozzini. Sesto fallo per la Roller Matera, uno per Luque Prato. Pallina per Luque Prato con Capuano Lorenzo, ma riparte la Roller Matera con Santeramo. Ancora Luque Prato con Poli, conclusione di Capuano Lorenzo, la recupera la Roller Matera, ne riparte con Piozzini per Luca Santeramo, subito per Monticelli, scambiano i due, power play per la Roller Matera, entra in area Piozzini, ma conclude fuori, prova a ripartire Luque Prato, la recupera la Roller Matera, pallina per Santeramo, per Monticelli, ancora Santeramo, ancora Santeramo per Monticelli, che conclude fuori, riparte Luque Prato, la recupera Piozzini per la Roller Matera, possesso Roller Matera con Torres per Santeramo, subito per Monticelli, ancora Torres per Santeramo, riparte Luque Prato con Barbani, Mugnai per Poli, la recupera Santeramo, ancora 4 contro 4, Monticelli, la recupera Luque Prato, che prova a ripartire, ma la recupera Piozzini per Torres, scambiano i due, triangolo che non riesce, pallina per Santeramo, per Monticelli, ancora Santeramo, nel frattempo esce Monticelli ed entra Ferrara, che ci prova subito ma conclude fuori, ancora Ferrara,
prova a ripartire Luque Prato, la recupera Piozzini per Ferrara che non riesce a concludere. Time out chiesto dalla panchina del Luque Prato. Riprende il gioco con Luque Prato, ma la recupera la Roller Matera con Santeramo per Ferrara. Ancora Ferrara per Santeramo. Pallina per Torres, ancora per Santeramo. Scambia con Ferrara che sbaglia il passaggio, riparte Luque Prato con Poli, ma è Lauzi, no, il nuovo entrato picato e attento. Ancora Torres per la Roller Matera, per Ferrara, scambiano i due, ancora Torres, ma la recupera Luque Prato con Mugnai, prova il tiro ma Picato riesce in qualche modo ad evitare il gol. Ancora la Roller Matera con Piozzini, scambia con Santeramo, ancora Piozzini per Santeramo, ancora Piozzini per Torres e la gira per Santeramo. Pallina in aria per Ferrara, viene chiuso, pallina che arriva a Piozzini che realizza. Risultato di Roller Matera 6, Luque Prato 1. Ripreso il gioco con la Roller Matera, ci prova Piozzini, tiro fuori, riparte Luque Prato, ma riparte nello stesso tempo la Roller Matera, viene fermato Torres. Ci prova Luque Prato, ma la recupera la Roller Matera con Piozzini che conclude fuori, recupera Mugnai per Capuano Alberto, ma è attento Picato, lotta Ferrara che prova a ripartire, viene fermato da Mugnai.
Pallina per la Roller Matera, ma la recupera l'Hockey Prato. Riparte la Roller Matera con Santeramo che conclude fuori. Riparte l'Hockey Prato con Capuano Alberto che conclude fuori. Ci prova la Roller Matera con Ferrara, la recupera Torres, subito per Ferrara, per Santeramo. Ancora Ferrara, ci prova Torres, alla recupera l'Hockey Prato con Mugnai che conclude fuori. Riprende il gioco con la Roller Matera, Santeramo per Piozzini, ancora Santeramo per Torres, per Piozzini, subito per Ferrara, appostato in aria, realizza il settimo gol per la Roller Matera. Secondo gol personale. Riprende il gioco. Riparte la Roller Matera con Piozzini per Santeramo, ma è ben appostato in aria Capuano Lorenzo. Fischio dell'arbitro. C'è un giocatore dell'Hockey Prato a terra, Poli. Riprende il gioco con la Roller Matera. Pallina per Piozzini. Subito per Santeramo. Ma la recupera l'Hockey Prato. Pallina per Barbani. Ancora la Roller Matera.
riprende il gioco con la Roller Matera, Piozzini per Torres, per Santeramo, ancora Santeramo per Piozzini, palla che termina fuori dal rettangolo, riprende il gioco con Luque Prato, ma la recupera subito la Roller Matera con Santeramo dalla distanza, ancora Luque Prato, ma riparte la Roller Matera, Monticelli per Piozzini, Monticelli per Torres, ancora Santeramo, prova Torres, sempre Santeramo dalla distanza, la recupera la Roller Matera, ancora Santeramo per Torres, pallina per la Roller Matera, Piozzini, fischio dell'arbitro, pallina per Luque Prato, si prova dalla distanza Capuano Alberto, la recupera Mugnai, pallina per la Roller Matera con Santeramo dalla distanza, la recupera Luque Prato, salvataggio sulla linea di Santeramo che riparte, riparte Luque Prato, chiude Santeramo, pallina per Piozzini, ci prova Torres con Lazio schiaccia, ma la recupera Luque Prato, riparte la Roller Matera, Torres per Santeramo, ancora Piozzini, fischio dell'arbitro, time out chiesto dalla panchina della Roller Matera per gli ultimi 4 minuti di gioco.
con la Roller Matera, con il nuovo entrato Matera, ancora Matera, pallina per Santeramo, sempre Matera, prova il tiro, ma Vespi Francesco è attento. Lottano le due squadre, la recupera Torres per Santeramo, sempre per Matera, ancora Santeramo per Monticelli, ancora la Roller Matera, ma la recupera Capuano Alberto, che viene fermato da Santeramo, ancora per Matera, la recupera Luque Prato, riparte la Roller Matera, pallina per Torres, possesso Roller Matera, con Torres per Santeramo, la recupera ma la riperde Luque Prato, ancora Santeramo per Matera, ma Vespi Francesco è entrato a Vespi Alessandro, è attento, ora Luque Prato, ultimo minuto di gioco, Monticelli per Santeramo, ora Monticelli, ultimo possesso, Roller, conclude Santeramo, la recupera Matera e la riperde, riparte Luque Prato, ultimi 20 secondi di gioco, Barbani per Mugnai, ora Luque Prato, conclude alto Barbani, pallina per la Roller Matera, termina l'incontro con il risultato di Roller Matera 7, Luque Prato 1. Buona serata da Matera.